sindaci che fanno parte di questo territorio, 17 sindaci che hanno creduto in questo progetto e tuttora sono molto entusiasti. Non so se lo notate, ma io oggi sono tornato all'emozione del 14 giugno del 2017, perché il giorno a Parigi, il giorno del riconoscimento, i 17 sindaci si sono alzati e ci fu un applauso globale da parte di tutta la platea. È stato per noi un'emozione molto ma molto bella e oggi sto riprovando un tantino questa cosa qui. Un grazie anche a chi ci ha ospitato e un grazie a tutto lo staff del Ministero che ha realizzato questa bellissima giornata. Mi siedo perché io sono vecchiotto. No, sta più comodo. Allora, la nostra riserva di biosfera Tepilora, Rio Posada e Montalbo ha avuto, come vi ho detto prima, un riconoscimento il 14 giugno del 2017, dopo un lavoro di circa 2 anni di preparazione. Questa appunto è la foto che scattammo il giorno del riconoscimento a Parigi. La riserva di biosfera interessa un territorio di poco più di 165.000 ettari, ricompreso in 17 comuni che si trovano nella parte nord-orientale della Sardegna. Questi comuni sono la dei Sardi, per chi magari ha visitato il nostro territorio, Pitti, Budusò, Budoni, Galtellirgoli, Loccoli, Lodè, Lula, Nonio, Lune, Usita, Padro, Santiadoro, Siniscola e Torpè. La riserva di biosfera è divisa in 4 sistemi territorialmente molto diversi fra loro. Abbiamo il massiccio granitico del Montalbo, i massicci granitici di Monte Nieddu, Petrabianca e i monti dell'altopiano di Budusò e di Pitti. Io vado al Montalbo perché io abito lì vicino al Montalbo, quindi sono molto attaccato a questo perché proprio sono a 2 passi. E tra l'altro a Sant'Anna eravamo lì dalle pendici del Montalbo. Posto bellissimo. Poi abbiamo il bacino, il delta del fiume Posada, e poi abbiamo i massicci carsici del Montalbo e del Monte Nurrio, appunto quello che vi dicevo prima. Poi abbiamo l'area bellissima, l'area costiera che va da Budoni fino a Capo Pomino. In questo complesso mosaico ecologico la presenza dell'uomo, di cui abbiamo tracce risalenti al Neolitico, ha permesso la creazione di numerosi paesaggi naturali e culturali nel corso dei secoli. Il risultato è ora una ricchezza culturale di tipicità e tradizioni vive, frutto di più cicli di resilienza antropologica alle pressioni esterne. Oggi nella riserva risiedono stabilmente circa 50.000 abitanti, 50.000 persone, però in estate abbiamo una densità molto più alta, arriviamo a circa 250.000. Come ha detto la dottoressa Giarratano, fra il 13 e il 20 luglio del 2017 la riserva di biosfera Tepilora e Rio Posada e Montalbo ha avuto l'onore di ospitare e di coorganizzare, assieme all'ufficio UNESCO Europa di Venezia, una Summer School dal tema Approcci di gestione integrata e strategie di turismo sostenibile per le riserve della biosfera, che ha coinvolto una ventina di giovani, di cui alcuni di questi venivano dal nostro territorio, altri venivano da tutte le parti del mondo. Subito dopo il riconoscimento, subito dopo questo evento, nel settembre del 2017 è stata selezionata una piccola delegazione di giovani del territorio di Tepilora, Rio Posada e Montalbo, che ha partecipato al Forum Mondiale dei Giovani MAB, tenutosi presso la riserva di biosfera
del Delta del Po. L'organo principale della governance della nostra riserva di biosfera è il comitato di gestione, costituitosi ufficialmente in un'occasione di un partecipatissimo convegno nel febbraio del 2018. Il comitato di gestione della riserva di biosfera è costituito in modo volontario da 12 elementi, da 12 membri che rappresentano. In primis abbiamo il Parco regionale di Pilora con il suo presidente che è anche il coordinatore del comitato di gestione. Qui abbiamo la Regione Sardegna, l'Agenzia Forestas, il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Siti Montalbo, Unione dei Comuni Montalbo, Unione dei Comuni Riviera di Gallura, Unione dei Comuni Valle del Cedrino, Comunità Montana Monte Acuto e un rappresentante degli istituti scolastici. Poi abbiamo anche, molto importante questo fatto del Galla Nuorese Baronia, la Camera di Commercio di Nuoro Sassari. Il comitato di gestione si sta da allora riunendo, si è riunito a diverse tappe e adesso il 13 abbiamo un'altra di queste riunioni e proprio il 13 di questo mese andremo a discutere dei risultati di questo meeting della nostra riserva di biosfera, che sono centri per l'educazione, ambiente alla sostenibilità, attivi nei comuni facenti parte della riserva di biosfera, sono stati coordinati assieme ai dipendenti del parco e ai nostri consulenti dell'ufficio MAPA, che si occupa costantemente, in modo collettivo e coordinato, di animare alcuni strumenti di comunicazione della riserva di biosfera, come la pagina Facebook e newsletter, che stanno costruendo un'identità di riserva di biosfera nelle nostre comunità e fornendo informazioni preziose per conoscere ed approfondire i valori del nostro territorio. A candidarsi all'ambito MAPA, Premio Giovani Ricercatori, con un progetto riguardante la relazione tra produzioni agroalimentari e conservazione del paesaggio. Purtroppo tale tentativo non ha dato esito positivo, ma ha posto le basi per la diffusione di un questionario ideato da Crenos, che è il Centro di Ricerche Economiche Nord-Sud delle Università di Cagliari e Sassari, finalizzato alla raccolta di dati utile per analizzare la competitività e la sostenibilità della destinazione turistica. Riserva di biosfera di Pilora di Opposava e Montalbo e delle aziende che operano nel settore turistico operanti al suo interno. I risultati di questa indagine recentemente pubblicati sono stati per noi molto utili e interessanti. Con il magnifico rettore poi dell'Università di Cagliari abbiamo in programma lunedì 12, un appuntamento per strutturare la collaborazione tra riserva di biosfera e Ateneo, facendo diventare tale soggetto coordinatore scientifico del comitato. Sul fronte educativo abbiamo sviluppato attività in collaborazione con l'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO nell'ambito del progetto UNESCO Edu 2018, mentre lo scorso 5 ottobre, in occasione della giornata UNESCO degli insegnanti, abbiamo organizzato un corso di formazione per i docenti di tutte le scuole del nostro territorio sul programma MAPA e sui valori della nostra riserva di biosfera. Il corso di formazione ha visto la partecipazione di circa 50 persone tra dirigenti e insegnanti ed è stata l'occasione per lanciare un concorso di idee rivolto agli alunni del territorio per la definizione del logo della nostra riserva di biosfera, attorno al quale è nostra intenzione successivamente sviluppare una strategia di branding per favorire l'avvicinamento anche delle imprese alla riserva di biosfera e ai principi dello sviluppo sostenibile. Organizzato con il supporto dei comuni e dei CEAS un folto calendario di iniziative culturali
culturali, educative, ricreative, che per una settimana ha offerto la possibilità a residenti e turisti di approfondire il valore del nostro territorio. Vogliamo che questi diventi un appuntamento fisso e amplifichi nel tempo la portata degli eventi e la sua audience. Infine, ma non meno importante, abbiamo coltivato le relazioni all'interno della rete internazionale MAB, sviluppando assieme ad altre riserve di biosfere europee 2 progetti, uno sul turismo sostenibile e uno sulla valorizzazione dei percorsi di approfondimento del rapporto uomo-natura, candidati su altrettanti assi del programma Interreg, dei quali stiamo aspettando l'esito. Prima vi ho parlato della collaborazione con GAL, questa collaborazione è molto importante perché il GAL, Morese Baronia del nostro territorio, ha messo a disposizione risorse di quasi tutto il programma, il 90% del programma triennale l'ha indirizzato sul turismo sostenibile, quindi è molto importante attingere delle risorse per quanto riguarda le attività che intendiamo svolgere perché il territorio è molto vasto. Consapevoli che quanto fatto sia solo l'inizio di un nuovo percorso, il Comitato di Gestione insieme ai 17 comuni della riserva di biosfera sono fortemente motivati a dare concretezza al riconoscimento MAB ottenuto, rinnovandone costantemente il merito, lavorando coesi e in maniera sinergica per favorire la conservazione attiva del territorio, lo sviluppo del turismo sostenibile e delle produzioni agroalimentari artigianali tipiche delle economie rurali delle nostre comunità, cercando così di contrastare lo spopolamento che caratterizza le nostre aree interne. Questa è veramente una piaga per noi, che non solo è perdita di risorse umane, ma anche di cultura, di presidio del territorio, di saperi e di ricchezza. Nel perseguire questo ambizioso obiettivo abbiamo a disposizione poche risorse, ma ci conforta l'opportunità di essere all'interno di una rete di soggetti che lavorano con altrettanto entusiasmo e dinamismo per perseguire simili risultati. Pertanto siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla rete italiana ed internazionale delle riserve di biosfere e ancora di più desiderosi di apprendere dall'esperienza di chi la frequenta e vive da più tempo di noi. Scusatemi l'emozione, vi ringrazio tutti. Grazie dottor Spano, emozionanti del riconoscimento che in qualche modo ha dato anche significato a quella che era la passione che era stata dimostrata in quei 2 anni da parte di tutto il territorio e anche per il richiamo che ha fatto al tema, allo strumento del GAL, che mi pare che sia stato uno dei punti già oggetto di attenzione nei tavoli che sono stati portati avanti ieri. Grazie ancora e invito